Nel giorno di Pentecoste la diocesi ha vissuto con gioia l'ordinazione presbiterale di Don Paolo Nicora, la prima missione: vivere una vita donata. Maggiori controlli nei cantieri e più consapevolezza dei rischi da parte dei lavoratori, lo chiede la CISL del Tigullio alla luce del numero sempre elevato di incidenti sui luoghi di lavoro. Le nuove generazioni del Tigullio, i dati in crescita sulla presenza di stranieri nel territorio analizzati dalla diocesi e dalle istituzioni. Significativo il numero dei nuovi nati da famiglie immigrate. Trasporto pubblico: continuano i disservizi in Val Fontana Buona a causa dei guasti ai mezzi ATP. L'azienda si scusa per i disagi e attende l'arrivo di nuovi autobus per migliorare il servizio. Chiavari: il comune incasserà 352.000 euro dall'apertura del nuovo market in via Gagliardo. 278.000 riguardano la monetizzazione di 9 posti auto. Il ritorno del tribunale a Chiavari, ipotesi che porterebbe benefici anche se è difficile valutarne i costi. L'opinione del procuratore capo Cozzi sulla proposta del contratto di governo Lega Movimento 5 Stelle. Il cambiamento deve partire dalle persone, è il consiglio espresso a Lavagna dai fratelli Locascio per combattere le mafie. L'invito è a denunciare di più anche le piccole scorrettezze quotidiane. Cogorno ha celebrato le origini tigulline di Francesco. La famiglia Sivori ha donato una targa dove nacque il bisnonno del pontefice emigrato nell'Ottocento in Argentina. Festeggiato nel carcere di Chiavari il 201esimo anniversario della Polizia Penitenziaria, ha consegnato un riconoscimento per l'impegno di tutti gli uomini in servizio nella struttura. Argini Entella attesa per il pronunciamento del Tribunale delle Acque. Il Comitato intanto ribadisce come le risorse potevano essere già utilizzate per altri interventi più importanti e necessari. Sversamento di olio nel torrente Petronio a Riva Trigoso, in corso le operazioni di bonifica della sostanza che non ha raggiunto il mare. L'origine è causata da un guasto ad uno dei laminatoi dell'Arinox. Discussione accesa e aperta a Rapallo sul ruolo dell'ospedale Nostra Signora di Montallegro. Chiesto il potenziamento e la valorizzazione della struttura nella logica dell'ospedale unico del Tigullio. Telepace ha festeggiato 28 anni di attività. Nata il 23 maggio 1990, nonostante i profondi mutamenti tecnologici, l'emittente tiene fede alla sua missione al servizio della collettività. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì parlando della gioia che ha vissuto la diocesi di Chiavari per l'ordinazione di un nuovo presbitero. Si tratta di Don Paolo Nicora. La sua prima missione, ha detto, sarà vivere una vita donata. Parleremo di questo nei prossimi servizi, ma anche dell'appello lanciato dalla CISL del Tigullio per maggiori controlli sui cantieri alla luce del numero sempre elevato di incidenti sul lavoro. Sentiamo. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Nel cuore della celebrazione del giorno di Pentecoste, il rito di ordinazione presbiterale di Don Paolo Nicora. 44enne, geologo, originario di San Salvatore di Cogorno, Don Paolo ha portato così a compimento un cammino iniziato 5 anni fa in risposta ad una domanda. Ad un certo punto della mia vita ho iniziato a farmi delle domande e niente. La prima cosa che ho avuto il coraggio di chiedere, di parlare di queste cose a qualcuno, e poi da lì è nato tutto un percorso anche umano, direi, perché comunque prima di tutto, che poi comunque mi ha portato alla scelta di entrare in seminario, ecco. Nel percorso di formazione al sacerdozio, tante le persone che hanno sostenuto e animato la vocazione di Don Paolo. Tra le altre, in particolare, il giovane ricorda Don Marcello Botto, suo parroco negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, che lo ha iniziato alla vita cristiana. Il vescovo, prima di imporre le mani al neosacerdote, ha invocato il dono dello Spirito per la Chiesa e in particolare per Don Paolo, perché possa essere consacrato e santificato. Abbiamo bisogno, ha detto Monsignor Tanasini, che questa opera di santificazione non sia semplicemente istituzionale. Certo, Paolo come presbitero avrà nella Chiesa degli incarichi, dei ruoli, avrà delle potestà. Ma tutto questo potrà fare soltanto se vivrà la testimonianza interiore dello Spirito.
Al termine della celebrazione l'Assemblea ha accolto con un grande applauso il neopresbitero, anticipando una festa proseguita poi con i compagni di cammino, i sacerdoti diocesani e tanti amici presenti nei locali del seminario. Una grande serenità nell'affrontare quello che poi sarà il ministero. Penso che la prima cosa per me e per vivere una vita donata, che possa essere bella per gli altri, sia cercare l'amicizia con Gesù. E sapere di essere amati, come dire, al di là delle cose che possono succedere, ecco. Poi io penso che tutto il resto sia un regalo che ti viene dato. Noi riteniamo che ci deve essere assolutamente un aumento dei controlli da parte dell'ASL 4. Anche con l'assunzione di nuovi dipendenti, perché noi siamo un territorio molto vasto e il personale addetto ai controlli è poco e fa quello che può. Seconda cosa che chiediamo è che occorre una formazione più mirata anche tra gli artigiani e le partite IVA, perché sono numerosissimi sul nostro territorio gli artigiani e le partite IVA che operano in edilizia. E non solo la formazione sui macchinari o sugli strumenti di protezione, ma anche proprio su il comportamento da parte dei lavoratori, perché spesso e volentieri purtroppo non c'è la coscienza da parte dei lavoratori del rischio che si ha in un cantiere quando si opera in una situazione di difficoltà. Voi avete anche riscontrato casi concreti in cui le più banali norme di sicurezza non erano messe in campo anche in cantieri che erano gestiti dalla pubblica amministrazione. Quello che ultimamente abbiamo anche riscontrato purtroppo è anche le amministrazioni comunali devono assolutamente porre attenzione per le ditte appaltanti e subappaltanti rispetto al discorso della sicurezza. Perché due esempi, a Chiavari in Via del Pino i lavoratori nei cunicoli di Via del Pino operavano senza casco e ultimamente la scorsa settimana in Val Cichero abbiamo visto che i lavoratori che operavano sulla frana della Val Cichero operavano senza casco e senza imbragatura. Sono numeri importanti quelli della presenza di stranieri sul territorio del Tigullio. Il quadro è stato analizzato anche dalla diocesi di Chiavari e dalle istituzioni. Significativo il numero anche di nuovi nati proprio da famiglie immigrate. Parleremo di questo, ma anche di trasporto pubblico. Continuano i disagi in Val Fontana Buona causati da guasti ai mezzi ATP in servizio. L'azienda attende l'arrivo di nuovi mezzi per garantire un servizio migliore. Sentiamo. I dati statistici parlano chiaro, le comunità del Tigullio sono sempre più multietniche, multirazziali e multireligiose. Prendendo a campione i due comuni più popolosi, Chiavari e Rapallo, si ha una fotografia del territorio. I residenti stranieri a Chiavari nel 2017 sono in totale 2.434 contro i 1.946 del 2013, con un incremento percentuale dell'1,8% in più. In questo contesto il numero di minori stranieri è passato da 449 a 504, ovvero il 13,43% rispetto al totale dei minori residenti e l'1,84% della popolazione totale. Analoga proporzione si può fare con Rapallo, dove su complessivi 29.778 abitanti nel 2017 gli stranieri residenti rappresentavano il 10,7%, di cui il 2,42 minorenni. Significativo lo scarto percentuale tra i minori stranieri e i minori residenti, passato dal 15,5% del 2013 al 17,67% del 2017. Non stiamo parlando di profughi e richiedenti asilo, ma di persone immigrate regolarmente e abitanti nelle nostre città. Da questi dati ha preso spunto la diocesi di Chiavari, che in collaborazione con i distretti sociali e i comuni intende promuovere azioni mirate all'accoglienza e a favorire l'integrazione tra le diverse etnie. Se questo fenomeno è un fenomeno che si prolunga, possiamo pensare che fra qualche anno i nati saranno metà italiani e metà stranieri. Questo è un dato molto importante, soprattutto anche per tutte le realtà che hanno un interesse verso le nuove generazioni, verso i fanciulli minori, hanno un interesse educativo
e di integrazione nelle nostre realtà, siano esse le parrocchie che le scuole che i quartieri. Il fatto di poterci incontrare, il fatto di poter approfondire questi aspetti è sempre utile per noi operatori, sia operatori del pubblico che operatori del privato che lavorano tutti i giorni sul territorio. Il poter approfondire certe tematiche è sempre molto utile, ci permette di poter vedere le cose in un modo diverso, poter organizzare i servizi in base a quelle che sono le esigenze, rispondenti proprio ai bisogni della gente. Purtroppo sappiamo che tutti i giorni in Fontana Buona ci sono stati negli ultimi mesi dei problemi. Ci dispiace, siamo sensibili al nostro territorio, siamo assolutamente sensibili a queste problematiche. Autobus datati e quindi soggetti a guasti frequenti, inevitabili ritardi e cancellazione di alcune corse, famiglie che si organizzano con gruppi WhatsApp e Facebook per recuperare i propri figli all'uscita da scuola. Sono situazioni che si verificano con troppa frequenza in Val Fontana Buona, dove gli abitanti fanno i conti con una difficoltà evidente da parte di ATP a garantire un servizio, se non di qualità, almeno regolare. Una situazione di cui la stessa azienda è consapevole e a cui spera di rimediare al più presto con l'arrivo dei nuovi mezzi. Il parco mezzi è troppo anziano. Abbiamo 270 autobus con un'età media di poco inferiore ai 13 anni. Questo vuol dire che ci sono autobus di 2 anni come autobus di 25 anni. Un autobus nuovo fa risparmiare d'emblée 15.000 euro all'anno. Grazie alla gara a regia regionale Filse abbiamo sostituito 25 mezzi tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Nel corso dell'anno 2017, con le nostre risorse, grazie all'aiuto anche questo della Regione, abbiamo acquistato 17 mezzi usati. Abbiamo cercato sul mercato, non è facile trovare mezzi sul mercato di buona qualità e delle dimensioni che ci servono, ma ne abbiamo trovati 17. E ora stiamo proseguendo grazie allo sblocco delle risorse nazionali del Patto per Genova, 5 milioni, più altri 3 milioni e 3 dei ministeri di Regione Liguria al rinnovo della flotta. Abbiamo gare in corso per la sostituzione di 40 mezzi di varia tipologia nuovi che entreranno in servizio tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Qua inizieremo la svolta al servizio di ATP. Siamo così arrivati alla giornata di mercoledì, la politica amministrativa, la questione dell'apertura di un nuovo supermercato in centro a Chiavari. Il Comune da questa operazione incasserà 352.000 euro all'anno per l'apertura appunto in via Gagliardo di questo punto vendita. Facciamo il punto. L'apertura del supermercato Gulliver in via Gagliardo a Chiavari porterà nelle casse del Comune 352.000 euro, 74.000 da oneri di concessione dovuti per il cambio d'uso dei locali e 278.000 per la monetizzazione di 9 posti auto. Un'operazione positiva, secondo la giunta di Capua, che si è concretizzata perché il Gulliver ha deciso di aprire prima, anziché a dicembre. In quel caso il Comune non avrebbe incassato alcun onere. È un esempio di utilità pubblica, sottolinea il consigliere Giovanni Giardini. I lavori di ristrutturazione dei locali in via Gagliardo intanto proseguono in vista dell'apertura che dovrebbe avvenire in estate. Finalmente è stata fatta chiarezza, commentano i 5 Stelle di Chiavari, se fosse stata fatta prima si sarebbero evitati molti equivoci. Alcuni cittadini hanno fatto riferimento a lavori effettuati all'interno dell'area durante questi mesi ed effettivamente sono stati confermati, proseguono, erano interventi di manutenzione ordinaria e di rinforzo strutturale sui quali i vigili non avevano riscontrato anomalie. Secondo l'ex sindaco Roberto Levaggi, il merito sta nell'operato della sua amministrazione, che introdusse nel PUC una norma di salvaguardia, per cui chiunque avesse desiderato aprire uno spazio di media distribuzione doveva cedere 2,5 metri di parcheggio ogni metro quadrato di commerciale. Chiavari, spiega Levaggi, recupera risorse perché il Gulliver, non avendo questi metri, preferisce monetizzarli senza attendere l'entrata in vigore delle norme regionali a fine anno, poiché più restrittive. Infine, spiega Levaggi, abbiamo cambiato il piano commerciale, ampliando la zona di rispetto del centro storico, agendo con correttezza e legittimità, permettendo al Comune di incassare maggiori risorse e senza ricevere osservazioni da parte dei commercianti di Chiavari. Avevano ragione tutti, insomma, ma purtroppo nessuno ha vinto in questa vicenda, lamentano infine i 5 Stelle, che sottolineano nessuno ha tenuto conto dell'impatto che questa ennesima struttura avrà sul tessuto commerciale cittadino.
I temi della legalità nei telegiornali di giovedì, con l'ipotesi di ritorno a Chiavari del Tribunale, appunto ipotesi inserita nel contratto di governo siglato tra Movimento 5 Stelle e Lega. Abbiamo chiesto l'opinione del procuratore capo Francesco Cozzi. E poi di mafia, con l'incontro che si è svolto a Lavagna, a cui hanno preso parte i fratelli Locascio, e l'invito da parte loro è denunciare di più anche le piccole scorrettezze quotidiane. Vediamo i servizi. A settembre saranno 5 anni, posso dire che grazie all'impegno di tutto il personale amministrativo, dei magistrati, l'accorpamento a Genova è stato molto ben fatto, ha prodotto dei buoni risultati, però a Genova sopportiamo una riduzione di spazi molto forte ed è stato veramente un peccato non utilizzare una risorsa come quella del Tribunale Nuovo di Chiavari. La speranza di rivedere a Chiavari gli uffici giudiziari l'ha riaccesa il contratto di governo siglato tra Lega e Movimento 5 Stelle, dove a pagina 22 si parla del ripristino dei 31 tribunali minori cancellati dalla riforma del 2012. Tra questi c'era appunto anche quello del Tigullio, il cui nuovo palazzo di giustizia, costato 14 milioni di euro, è rimasto vuoto per diverso tempo. Ad oggi si sta popolando di nuovi servizi, ultimo inaugurato lo scorso 30 aprile l'ufficio di prossimità del Tribunale. A breve dovrebbero arrivare anche quelli dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Non so dire, in base ai costi che dovrebbero sostenersi, quali siano le prospettive effettivamente per una apertura di un tribunale come quello di Chiavari, che come ricorderete era noto per l'efficienza e anche per la celerità, per la durata ragionevole dei processi. Era un po' un esempio per tutti quanti i tribunali e fu dolorosa molto la soppressione. Direi che il giudizio è sospeso perché bisogna stare con i piedi per terra e vedere quali effettivamente potrebbero essere i costi di una riconversione nuovamente. Parlare dunque di un ritorno degli uffici giudiziari traslocati e accorpati al Tribunale di Genova 5 anni fa per il procuratore capo, oggi a Chiavari per la festa annuale della Polizia Penitenziaria, è abbastanza prematuro. L'ipotesi però non dispiace a chi tutti i giorni lavora all'interno del sistema giustizia e deve fare i conti con i problemi e le criticità di un apparato che ha nel rapporto diretto con il cittadino la sua peculiarità. Posso dire, perché l'ho sempre pensato, che la giustizia di prossimità, come hanno già visto i francesi ma anche altri paesi, è molto importante dal punto di vista della vita civile e sociale. Il cambiamento deve partire dalle persone. Oggi più che mai è necessaria una maggiore responsabilità nel denunciare i fatti che non vanno, anche i più piccoli. È la ricetta per sconfiggere le mafie emersa dall'incontro con i fratelli Luigi e Martino Locascio all'Auditorium Campodonico di Lavagna, il comune da 2 anni sciolto per infiltrazioni mafiose. La serata ha preso il via con la presentazione del libro Il giardino della memoria, che affronta il rapimento del 13enne Giuseppe Di Matteo, ucciso dopo 700 giorni di sequestro. Un delitto avvenuto in Sicilia, ma oggi la mafia è ovunque. Il libro vuole essere un segno di speranza perché permette di conoscere ciò che accade anche in Liguria e di averne consapevolezza. Nel dialogo tra Locascio e il giornalista ligure Ferruccio Sansa, l'inviato del Fatto Quotidiano, è scaturito il forte invito ad un maggiore impegno civile, ad essere cioè sentinelle di ciò che non va, di ciò che non funziona, per non correre il rischio che la mafia stravolga i valori nobili caratterizzanti dei liguri, che la riservatezza non diventi omertà e che la lealtà non sia complicità. Se il cambiamento dunque non parte dalla gente, dalle denunce e dalla partecipazione attiva, dicono Locascio e Sansa, si apre la porta alla mafia. Quindi non solo conoscere un po' meglio questa storia, ma anche fare in modo che attraverso la propria azione quotidiana, che può essere un'azione o nel proprio lavoro, nella propria realtà ordinaria, ma anche attraverso le azioni precise invece di natura più civile, civica, se così si può dire, di riuscire a scardinare quei meccanismi che hanno permesso nel tempo che la mafia attecchisse, proliferasse e poi potesse anche semplicemente e solamente concepire degli atti così efferati. Non è scontato che questo succeda, ma se anche una persona verrà toccata nel suo intimo e quella persona l'indomani si sentirà cambiata e farà qualcosa, già il libro ha avuto una sua ragion d'essere.
Siamo così arrivati alla giornata di venerdì. Parliamo di Cogorno, che ha celebrato le origini tigulline di Papa Francesco, una targa a memoria del bisnonno di Francesco, Vincenzo Girolamo Sivoli, è stata apposta proprio sulla casa dove nacque il lavo appunto del pontefice. C'è stata una festa per la sua inaugurazione. Parleremo di questo, ma anche della festa che si è celebrata all'interno della casa di reclusione di Chiavari per i 201 anni di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. E poi c'è attesa per il territorio sul pronunciamento del Tribunale delle Acque, che si è riunito per decidere il futuro del progetto di consolidamento spondale del fiume Entella. Vediamo tutti i servizi. Qual è l'importanza di una giornata come questa? Per me è molto importante, non pensavo che se sarei stata qui perché sono di passo in Italia, però sono molto felice di essere qui in questa circostanza. Qual è il suo legame con Papa Francesco? Bene, siamo cugini di secondo grado, i nonni erano fratelli, poi la mamma di lui e il mio papà erano cugini di primo grado, perciò, ma siamo state sempre in relazione, sempre in comunicazione da piccoli, sempre. Lei è missionaria in Thailandia, ci può parlare brevemente della sua attività? Bene, io sono arrivata in Thailandia 52 anni fa e là abbiamo delle scuole, abbiamo dei centri per promozione della donna e lavoriamo relativamente bene perché il governo ci lascia, siamo liberi. Cosa significa per voi questo legame? Orgogliosissimi e felicissimi di far parte di questa famiglia che appunto è anche la famiglia del Papa, è un Papa che è veramente un vero pastore per tutti noi, è una persona umile e grande, siamo contenti. Lei ha avuto anche l'onore di incontrare il Papa? Sì, direi oltre che un grande privilegio, è stato un momento di emozione unica, inaspettato, è arrivato repentinamente quando proprio non ce l'aspettavamo, ma ci ha accolto con una gioia immensa e devo dire che è stata un po' la fine di un gran lavoro svolto dalla mia famiglia. Quanto è importante comunque ritrovarsi nella comunità? Beh, trovarsi nella comunità è sempre un valore grande, al di là dell'evento cui si celebra, certamente, perché gli eventi creano il motivo per radunarsi, ma radunarsi poi crea anche la comunità, perché c'è anche la condivisione, un momento di preghiera, un momento anche conviviale, no? E quindi questo diventa comunque un modo per stare insieme e per vivere la comunità. Grazie davvero. Celebriamo quello che è l'attività di tutti i giorni in questa piccola reclusione dove la polizia penitenziaria con un approccio moderno garantisce sicurezza al paese, offre un'occasione di trovare persone diverse a fine del loro percorso penale. Quali sono i numeri della realtà chiavarese? Quanti detenuti e quanti poliziotti comunque vi operano all'interno? Operano all'interno del carcere di Chiavari 44 unità operative, una lieve carenza di organico rispetto alla pianta organica prevista di 57. Abbiamo detenuti in questo momento 44 persone, molti di loro impiegati in attività lavorative anche esterne. È una capienza ottimale per il nostro lavoro. Siamo disponibili a proseguire il nostro lavoro anche in caso dovesse l'amministrazione ritenere questo progetto funzionale e possiamo ancora ricevere eventuali ospiti per anche con loro affrontare un percorso di riabilitazione che non dimentica la sicurezza grazie alla polizia penitenziaria, ma ha ben chiaro quella mission dell'amministrazione. Questa è anche una struttura innovativa anche a livello nazionale, si portano avanti progetti di reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. Si continua su questo percorso che è stato intrapreso da diversi anni? Si continua, sono percorsi che prevedono un rapporto con il territorio funzionale, un scambio di interessi nell'interesse pubblico. L'attività lavorativa dei detenuti permette
un notevole spesso risparmio anche di risorse pubbliche, permette loro di sentirsi utili. Sono tutti progetti di utilità, perché una persona può davvero riprendere in mano la sua vita se si sente utile. Mi sento solo di precisare questo: la Polizia Penitenziaria non rinuncia alle proprie prerogative, nel senso che queste attività sono svolte in sicurezza per i reparti e per la società, visto che sono persone che comunque sono sottoposte a controlli da parte nostra e anche delle altre forze di polizia. Tanti soggetti coinvolti in questa vicenda, l'auspicio che la Corte si pronunci per bloccare l'opera. Noi abbiamo agito per questo, quindi è chiaro che il nostro intervento al Tribunale si è reso necessario appunto perché non abbiamo trovato altre interlocuzioni. Che sensazioni, che auspici ci sono per la sentenza che deve arrivare? Si gioca la partita per vincerla, non per altre cose, quindi noi siamo fiduciosi di un buon esito. È chiaro che una sentenza di un tribunale non dice di utilizzare quei soldi per un'altra cosa, ferma un'opera, e per questo il nostro rammarico, perché comunque sia è una sconfitta collettiva. Il punto è evitare un male peggiore. Però se la politica, gli amministratori, tutti i soggetti coinvolti con potere decisionale avessero chiesto lo spostamento di questi soldi, probabilmente questo finanziamento poteva essere utile per risolvere i tanti problemi. Noi abbiamo parlato del problema della foce perché è uno dei più macroscopici ed evidenti. Anche da parte delle istituzioni c'è silenzio, c'è attesa per la sentenza. Nel frattempo però qualcosa sembra muoversi per la messa in sicurezza degli argini crollati dal lato lavagnese. Noi dal 2014 che stiamo battendo su questo tasto, noi abbiamo già fatto proprio su questo tema più volte una edizione così in maniera un po' grottesca ma volutamente di protezione incivile, per dire come di un pericolo incombente, perché di sotto oltretutto passano i tubi delle acque bianche, delle acque nere eccetera eccetera, quindi si può solo immaginare in tema di depurazione che cosa succeda nel caso dove un evento determinasse la rottura di quelle importanti tubature. Sono in corso a Riva Trigoso le operazioni di bonifica per ripristinare la situazione ambientale del torrente Petronio, nelle cui acque si è verificato uno sversamento di oli. Subito l'appronto intervento delle forze dell'ordine, della Capitaneria e del Comune hanno evitato che questa sostanza giungesse al mare e quindi adesso si sta lavorando per bonificare tutta l'area. Parleremo di questo ma anche della discussione che c'è stata a Rapallo nei vari incontri, in uno degli incontri del Comitato Assistenza Malati del Tigullio che si è svolto proprio nella cittadina del Tigullio occidentale. Il centro della discussione ovviamente è stato l'ospedale Nostra Signora di Montallegro. Vediamo che cosa è emerso. È stata la segnalazione di un attento cittadino che, passate da poco le 21, si è accorto di quelle strane macchie oleose sulla superficie dell'acqua del torrente Petronio ed è corso ad avvisare gli uomini della Guardia Costiera di Riva Trigoso a far scattare subito le procedure di emergenza e il piano di protezione ambientale. Le panne galleggiante e l'argine di sabbia alzato con una ruspa messa a disposizione dal Comune in azione neanche mezz'ora dopo che l'allarme era scattato ha permesso di contenere la sostanza inquinante ed evitare che questa sfociasse in mare. Così è stato, come ha potuto verificare anche questa mattina la motovedetta della Capitaneria di Porto che sta monitorando costantemente il tratto di costa lungo il quale a breve verranno posizionate altre panne di contenimento. Il lavoro più urgente adesso è aspirare dalla superficie dell'acqua la sostanza, che altro non è che olio utilizzato nel processo di laminazione dell'acciaio. Per questo sono state fatte arrivare delle autopompe che sono entrate in azione sia nella zona della foce del torrente sia all'interno degli stabilimenti dell'Arinox poco più a monte. È qui infatti che è stata rintracciata l'origine dell'inquinamento. La sostanza oleosa starebbe fuoriuscendo da un muro in cemento armato di uno dei tanti rivi tombinati che passano sotto i capannoni dell'industria metalmeccanica. Sopra, nell'immediata corrispondenza, si trova uno dei laminatoi dell'azienda più datati ma ancora in attività, che è stato fermato e subito verificato. Qui si è riscontrata una perdita di olio utilizzato per i processi di laminazione che, sfruttando un cavidotto, si è lentamente infiltrato nelle strutture sottostanti in cemento armato e ha trovato sfogo trasudando nella parete
di protezione del piccolo corso d'acqua che sfocia nel torrente Petronio. Anche qui sono state posizionate le panne di assorbimento ed è qui che questa mattina i responsabili dell'ARPAL hanno effettuato ulteriori campionamenti. La situazione comunque è costantemente monitorata. Sul posto, da ieri sera, sono operativi i tecnici del comune. Grazie al pronto intervento della macchina di protezione civile si è evitato che la sostanza inquinante raggiungesse il mare, che resta al momento tranquillamente balneabile. Portare avanti il concetto di ospedale unico del Tigullio che si declini nei suoi attuali poli di Lavagna, Rapallo e Sestri Levante. Su questo filo conduttore si è sviluppato il ragionamento che il Comitato Assistenza Malati del Tigullio, nel suo percorso di incontro con il territorio, ha portato a Rapallo. Medici, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini hanno provato a discutere sulle ricette da adottare per rendere più funzionale tutto il sistema ospedaliero e sanitario della ASL 4. L'attenzione della serata ovviamente è stata catalizzata dal ruolo attuale e potenziale dell'ospedale di Nostra Signora di Montallegro di Rapallo e sulle scelte che dovranno essere prese per valorizzarne ancora di più la sua importanza all'interno di un unico sistema sanitario locale. E le proposte non sono mancate. Questa sera direi che abbiamo avuto dei riscontri molto positivi e punti di convergenza, in cui si è parlato di sanità importante per tutti i pazienti del Tigullio, in cui si è individuato in Lavagna sicuramente un punto di idea di primo livello, di emergenza che deve essere sviluppato, e mentre invece si è sottolineata la necessità di ribadire la connotazione di elezione dell'ospedale di Rapallo, quindi rinforzando le specialità già presenti, tra cui l'ortopedia, l'oculistica, si è parlato comunque della medicina riabilitativa, delle cure intermedie, eccetera, e comunque la necessità di sfruttare al meglio anche il punto di primo intervento, rendendolo H24 per sgravare anche l'ospedale di Lavagna. Nel corso della serata si è affrontato anche il discorso dell'ingresso eventuale dei privati all'interno del nosocomio rapallese. Io ritengo, perché così è nato l'ospedale di Rapallo, che far entrare dentro l'ospedale di Rapallo la Villa Azzurra sia un punto di forza per la valorizzazione di questo ospedale, darebbe una serie di ricadute importanti per la città e per l'ospedale stesso, ma non posso trascurare che bisogna comunque trovare il modo di potenziare il primo intervento. Radiologia e laboratorio devono diventare H24. Questo con Villa Azzurra dentro diventa una necessità. Un incontro, quello promosso dal Comitato Assistenza Malati del Tigullio, il cui buon esito, dato la complessità degli argomenti trattati, non era scontato, ma che alla fine è stato costruttivo, acceso ma propositivo. Io ho sentito una serata in cui c'è stata molta passione, c'è stato il desiderio di ascoltare, c'è stato il desiderio di dire anche, e credo che questo possa solo far uscire qualcosa di positivo e veramente arrivare piano piano a una decisione comune. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Il nostro approfondimento è dedicato a noi, a Telepace, in quanto l'emittente il 23 maggio ha compiuto 28 anni di attività. Che cosa è cambiato? Proveremo a raccontarvelo nei prossimi servizi e anche facendovi vedere la festa che c'è stata nella parrocchia di Rupinaro con la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro direttore Don Fausto Brioni. Vi lascio dunque ai servizi del nostro approfondimento. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine e torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. 28 anni sono trascorsi nelle braccia forti e misteriose della Provvidenza, un'attività imprenditoriale che si fonda sul Vangelo e sull'umanità e non sull'audience o sulla pubblicità. Nella messa di ringraziamento il direttore, Don Fausto Brioni, ha sottolineato il lavoro di Telepace, esempio contro i padroni della vita, quelli che organizzano tutto e che credono che gli affari risolvano tutto. Alla logica del mondo, l'Apostolo Giacomo dice: nessuno di noi è padrone della vita. Dovremmo dire, ha spiegato allora Don Brioni, se il Signore vorrà faremo questo o quello, perché la vita è un dono e lo è stato in tutti i 28 anni di Telepace. Anche noi, dobbiamo dirlo, avevamo fatto certi progetti e poi il Signore ce l'ha buttati all'aria tutti. Dovevamo in 5 anni far diventare la TV diocesana, l'abbiamo dovuto fare in 5 mesi. E poi da lì le innovazioni tecnologiche, la storia, quante volte avevamo fatto i nostri progetti con le ansie, le preoccupazioni. Eppure il Signore ha fatto un po' Lui. Il Signore ci accompagnerà, la provvidenza di Dio, che è il dono di ogni istante della vita.
Alla messa erano presenti volontari, amici e sostenitori dell'emittente diocesana. Al termine si è svolto un momento conviviale. Ci sono tante diocesi della Liguria e d'Italia che invidiano la realtà della diocesi di Chiavari, perché Telepace a Chiavari è veramente una grande realtà che raccoglie notizie sia dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista amministrativo, sociale. Telepace mi fa molto compagnia e non solo compagnia. Mi istruisce, mi tiene informato, quindi la considero un mezzo indispensabile per i malati. Il confronto tra le prime immagini del 1990 e quelle odierne sembrerebbe impossibile. Di certo, quelli che oggi potremmo considerare esperimenti di messa in onda sono stati passaggi fondamentali per la nascita dell'emittente diocesana di Chiavari. Alle prime roccambolesche riprese sono seguiti anni di impegno costante e crescita, con continue ripartenze e rimesse in gioco ed alcuni punti di svolta significativi. 20 anni fa, nel settembre 1998, la storica visita di Papa Giovanni Paolo II, la trasmissione capillare di ogni momento del Papa a Chiavari, anche al di fuori del territorio diocesano. Nel 2012 il passaggio al digitale terrestre con l'adeguamento tecnico conseguente, la nascita di 4 canali e la copertura del territorio regionale. Oggi Teleradio Pace è nuovamente di fronte alla necessità di mutare un sistema di trasmissione in continua evoluzione. La costante di questi 28 anni di cammino sono stati i pilastri solidi dai quali l'emittente ha preso le mosse: provvidenza, solidarietà, volontariato. Il servizio Telepace è una passione che ti prende, chi come me dal 1994, proprio perché Telepace vuole essere ed è una televisione comunitaria, quindi una televisione di tutti per tutti. E per questo, diciamo, l'impegno dei volontari è fondamentale. Nata per essere al servizio della collettività, uno sprone ad andare avanti arriva proprio dagli spettatori. È un emittente che ci piace, che dà tanti spunti, che è vicina alla realtà quotidiana, alla realtà cittadina. Credo che sia fondamentale avere uno strumento come Telepace, soprattutto in una diocesi piccolina come quella chiavarese. Che fate anche rivivere, direi quasi uno spirito che andava perduto, oggi si perde un po' tutto, invece rimane anche questo. È un complimento questo. E grazie a tutti i numerosi volontari che ogni giorno animano e custodiscono l'impegno di chi cerca di dare voce a chi non ha voce. Un servizio di comunicazione molto di qualità anche perché... Anche per i giovani? Sì, anche per i giovani, anche perché siamo in tanti volontari, quindi è anche bello questo ambiente di volontariato.